Terza vittoria consecutiva per il Camarat, ma questa volta una vittoria con qualche sofferenza contro il Castellammare. Ma un po' di sofferenza la stiamo avendo per ora in questo scorcio di campionato. Questo dimostra che nonostante tutto la sofferenza e giocando male ci troviamo a 10 punti in classifica. Questo non può fare altro che farmi piacere a me e alla mia società. Siamo, t'ho detto, contentissimi di queste prestazioni, dei risultati e della classifica. Un Camarat che cresce a vista d'occhio, ma dove vuole e dove può arrivare la tua squadra? Penso che questa è una domanda che devi fare a parecchi tuoi colleghi o a qualche allenatore di poco conto o a qualche direttore sportivo che non sanno che cosa significa fare il direttore sportivo, dove dicevano quest'estate che era un Camarat già retrocesso, il giocattolo si è rotto, è una squadra che non arriverà in alto, è una squadra che ha 10 undicesimi che l'anno scorso hanno disputato i playoff nazionali, la società è la stessa, l'allenatore è lo stesso, il pubblico è lo stesso, un campo è meraviglioso, ci sono tutti i componenti per ripetere il stesso campionato, in ogni caso alla fine tireremo i conti. Eravamo andati in vantaggio 1-0, poi secondo me, come dico io sempre, gli episodi sono quelli che ti cambiano la partita e il risultato. Noi abbiamo avuto 2 episodi sfortunati con la papera del nostro portiere e il Camarat ha pareggiato e quindi hanno ricaricato di nuovo le batterie, ci hanno pressato, in quel momento loro poi ci hanno fatto il 2-1 e in quel momento si sono meritati di vincere la partita, però se guardiamo tutta la partita sia il primo e il secondo tempo penso che poteva vincere il Castellammare come poteva vincere il Camarat, come è successo alla fine. Vicenda ricorso Camarat-Akragas, il primo round è andato all'Akragas che ha ottenuto i 3 punti a tavolino, c'è il controricorso del Camarat, martedì cosa accadrà? Martedì il giudice sportivo esaminerà il nostro controricorso, noi abbiamo il dovere nei confronti dei nostri tifosi fino a quando riteniamo opportuno che ci siano le condizioni per vincerlo questo ricorso di andare avanti. Martedì ovviamente il giudice sportivo deciderà sulla base di quello che il Camarat ha presentato, poi se riterrà opportuno o giusto, perché quando la legge è legge non si ritiene opportuno, se per il giudice sportivo sarà giusto ridarci il punto avremo un punto in più, altrimenti un punto in meno, però è giusto nei confronti dei nostri tifosi che fino a quando noi riteniamo che ci siano le motivazioni per poter fare qualcosa lo dobbiamo fare.